Si è conclusa con successo lo scorso 21 agosto la seconda collettiva d'arte Gli artisti incontrano la storia e la magia del castello di Cefaladiana nel piccolo borgo dell'entroterra palermitano che si è confermato piccola capitale dell'arte. A partecipare alla rassegna oltre 60 artisti provenienti da ogni angolo del pianeta e anche dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, che hanno voluto esporre le loro opere nella suggestiva cornice dell'antico maniero arabo-normanno. Il piccolo borgo si è trasformato in una cittadella dell'arte invasa dai turisti e dagli artisti che ne hanno potuto apprezzare i vicoli, le terme e le tradizioni. Al taglio del nastro della seconda collettiva internazionale, avvenuto lo scorso 16 agosto, erano presenti Pippo Cangialosi, sindaco di Cefaladiana, Totò Cordaro, assessore regionale al territorio e all'ambiente, e Roberto Guccione, direttore artistico. Non hanno fatto mancare il loro sostegno all'iniziativa numerosi professionisti del campo medico, dal professor Vincenzo Canzonieri, anatomo-patologo del CRO di Aviano, al professor Flavio Rizzolio dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dal professor Carmelo Morana della Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso, alla professoressa Susi Pelotti, direttrice della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università di Bologna. Numerose autorità civili e militari hanno presenziato all'evento insieme all'avvocato Cristina Nasca e Marco Intravaglia, segretario particolare del presidente della regione Musumeci. Presenti anche le telecamere di Caffè TV24 con la presentatrice e giornalista della testata Mayra Trevisan accanto a Valerio Martorana. Vogliamo trasformare Cefaladiana in un borgo dell'arte, ha affermato il sindaco Pippo Cangialosi, visibilmente soddisfatto per il successo ottenuto. Crediamo che si possa investire nella cultura e nell'arte partendo dalle potenzialità che offre il territorio, con i cittadini e gli operatori commerciali in prima fila per voltare pagina. Crediamo fortemente che le bellezze di questo territorio possano essere raccontate diversamente. Un sogno che continua ad essere realtà, gli fa eco il direttore artistico Roberto Guccione. L'arte è vita, è speranza per un mondo migliore. Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno creduto in questo progetto, perché grazie alle loro opere abbiamo dato lustro alla comunità e al territorio, grazie alla magia del castello di Cefaladiana che è diventata realtà. Agli artisti sono stati conferiti numerosi premi: Premio Internazionale d'Arte Sicilia 2022, Premio Internazionale Trinacria Arte 2022, Premio Internazionale Castello di Cefaladiana, Premio Internazionale Gold e le benemerenze artistiche.